Via Atenea resta esclusa, tagliata fuori dalle sfilate domenicali del mandorlo in fiore. I negozianti di quello che finora era definito salotto buono di Agrigento chiedevano il passaggio dei gruppi folcloristici almeno nell'ultimo giorno della festa, ma le nuove regole dettate dalla circolare Gabrielli in materia di pubblici spettacoli, secondo gli organizzatori, non ammettono riserve. Gli esercenti, che spendono anche 1.000 euro per una saracinesca in Via Atenea, paragonano questo tratto di città a un vecchio divano da non mostrare nelle grandi occasioni. Ci hanno provato a far cambiare idea agli organizzatori, hanno anche gridato la loro situazione di disagio dovuta alla crisi commerciale, ma ieri il no al faccia a faccia voluto dai commercianti con gli organizzatori è stato categorico. Nel corso dell'animato incontro i responsabili del parco archeologico, ente che organizza la kermesse, hanno proposto, per favorire i commercianti, l'idea di veicolare dei bus navette in Via Atenea nella domenica conclusiva ed anche organizzare un flash mob, proposte che non hanno proprio risollevato gli animi degli operatori commerciali. Poco è meglio di niente, ma sicuramente non sono contenti. Presente all'incontro anche il sindaco di Agrigento Lillo Firetto, che ribadisce come il mandorlo in fiore deve essere la festa degli operatori commerciali, ma non una sagra paesana. Il cambiamento di rotta rispetto alle logiche incancrenite non significa stravolgimento delle tradizioni, ma, conclude Firetto, un sostanziale potenziamento del carattere internazionale.